Cari amici, buongiorno a tutti. Quest'oggi abbiamo deciso di fare due passi a San Cipriano in Roncade. Con noi ci ha accompagnato il nostro carissimo amico Paolo Giacometti, che è il presidente della Proloco di Roncade. Perché questa passeggiata? Perché oggi c'è la 41esima San Cipriano in fiore, quindi Paolo, grazie di averci accompagnato in questo bellissimo tour florovivaistico. Grazie a voi, San Cipriano in fiore, siamo ormai alla 41esima edizione di questa mostra di fiori. Raccogliamo rappresentanti di fiori, florovivaismo e di tutto ciò che ha a che fare col florovivaismo. È molto sentita dalla gente, c'è un buon afflusso, per tutta la giornata di oggi ci saranno questi espositori assieme ad altri espositori, agli amici per esempio del 100% San Sirano, le Vespe, le moto del centro Menon. Ecco, quindi un po' di movimento in questa piazza che accoglie la gente. Il grazie va fondamentalmente ai volontari della Proloco, abbiamo circa una sessantina di persone impegnate tra la preparazione e anche l'allestimento di uno stand gastronomico per allietare la gente e far sì che la gente possa star bene per una giornata qui a San Cipriano. Ecco Paolo, tu questa mattina ti sei offerto volontario forzato per farmi fare un giro in questa bellissima manifestazione. Naturalmente la gente sta arrivando, i telespettatori purtroppo se la perderanno perché è di un giorno, però a te spetta il grande compito di invitare i cittadini e i telespettatori ai vostri prossimi eventi. I prossimi eventi della Proloco Roncade sono il 20 giugno la Notte Bianca a Roncade, in piazza Roncade, e poi tutta una serie di iniziative che si svolgono durante l'estate e che invito i telespettatori a seguire sulla pagina Facebook della Proloco di Roncade o sul sito del Comune di Roncade, con cui noi collaboriamo continuamente. È fondamentale per noi e sappiamo benissimo che tutto quello che facciamo lo facciamo soprattutto con una paga che è il sorriso e il ringraziamento della gente che viene a trovarci. Ecco, il sorriso della gente che viene a trovarci lo aspettiamo anche noi, vi aspettiamo qui a San Cipriano in fiore e a tutte le manifestazioni che Roncade nel corso dell'anno saprà offrirci, ma nel frattempo godetevi queste bellissime immagini perché davvero merita, quindi vi aspettiamo per la 42esima edizione qui a San Cipriano il prossimo anno. Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata e buona estate, visto che stiamo per entrare nell'estate, buona estate a tutti. Buona estate a tutti. Yeah.